Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a questa puntata di Trieste in diretta che oggi è dedicata a cultura e spettacoli, nel senso che nella seconda parte avremo con noi l'organista Manuel Tomadin e nella prima parte invece siamo in compagnia di Antonio Veneziano che è il presidente dell'Unione Arti Performative. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Con Antonio parliamo del nuovo ciclo, se così possiamo dire, di Intervista col passato. Intervista col passato è questo particolare format di grande successo, per dire la verità, che è nato probabilmente da un'intuizione molto semplice. Beh sì, abbiamo messo insieme un po' le cose che funzionano oggi. Oggi funziona molto l'indagine e il crime, poi ci abbiamo messo dentro la ricerca storica, poi se ci metti dentro l'assassinio o l'omicidio diventa sempre più popolare e più interessante, il tutto condito da una buona dose di documentario, quindi è un mix e tra l'altro è come se fosse anche una sorta di talk show, perché poi c'è tutta una parte in cui il pubblico che viene interagisce con quello che sta accadendo. È una sorta di format teatrale televisivo dove il pubblico non è soltanto lì, un pubblico assente che guarda, ma interviene, perché noi andiamo poi a ricostruire tutte le vicende di cui ci occupiamo, poi ne parleremo tra un po', andiamo a ricostruire tutte le vicende storiche e chiaramente in questo processo di ricostruzione attraverso fonti storiche certe e accreditate, il pubblico è lì che può intervenire o può prendere appunti o può fare domande o alla fine, la cosa più importante, andrà a scegliere qual è la soluzione forma migliore, perché noi andremo a dipanare la storia dando però tre ipotesi finali, di solito sono tre, possono essere due. Il pubblico sceglie quella più utile vista oggi con gli occhi della modernità, con gli occhi della contemporaneità, perché noi andiamo a vedere, noi cerchiamo di risolvere in modo molto così giocoso i casi irrisolti della storia, casi che ad oggi non hanno una soluzione chiara, li andiamo a cercare di risolvere con il pubblico, con gli occhi della modernità. Questo è il concetto, quindi ripercorriamo passaggi che all'epoca la storia magari non ha considerato in modo degno, in modo perfetto, magari ci sono punti della storia un po' oscuri che noi cerchiamo di illuminare per dare al pubblico una nuova verità. Allora, i primi personaggi che sono stati trattati da Intervista col passato sono stati, correggimi se sbaglio, Winkelmann, e Carlotta del Belgio, insomma Carlotta d'Asburgo, eccetera. Allora, su Winkelmann c'è tutta la storia dell'assassinio, le monete, quindi. Su Carlotta qual era il mistero? Su Carlotta ci siamo soffermati sulla questione della pazzia, perché se è vero che la pazzia molti possano considerarla una pazzia naturale, invece probabilmente da quello che noi abbiamo visto, chiaro non voglio svelare tutto adesso, ma è stata dovuta sicuramente a una serie di eventi, ma anche a eventi esterni che noi abbiamo verificato in avvelenamenti con veleni particolari in modo costante, e quindi diciamo che la pazzia è arrivata necessariamente, ma probabilmente non sarebbe arrivata in un caso normale. Immagino che in questo Napoleone III non è del tutto estraneo. Sì, no, assolutamente no. E altri di chi vi siete occupati? Allora, ci siamo occupati di Winkelmann, di Carlotta, poi abbiamo affrontato le 5.000 morti di Mozart, le ipotesi di Mozart, perché sì, è vero che il film Mozart, cos'è, Amadeus si chiama, dell'80, adesso non ricordo, 84, penso non era ancora nato, ha dato te. Io già andavo al cinema a vedere. E aveva dato la sua versione dei fatti incolpando Salieri della morte di Mozart, ma gli storici col passare del tempo hanno valutato diversissime, infinite possibilità. Noi chiaramente non le vagliamo tutte, ma abbiamo
preso le più importanti, le più plausibili, le abbiamo messe insieme e diamo un nostro contributo scegliendo forse quella più utile. Ecco, quindi anche lì analizziamo tutto il caso dal principio fino alla fine. Diciamo che ci concentriamo sull'ultimo periodo mozartiano fino agli ultimi giorni della sua morte. Invece quello che affronterete venerdì della prossima settimana, no? il 23 di gennaio, è un altro caso. Insomma, è un altro personaggio di quelli che si prestano ad essere analizzati anche dal punto di vista, come gli inglesi direbbero, forensic, cioè Caravaggio. Sì, Caravaggio è un caso particolarissimo, ne hanno parlato in altri programmi analoghi lungamente, abbondantemente. Purtroppo c'è questo gap dove noi sappiamo che a un certo punto lui a Napoli prende una barca per tornare a Roma, ma questo poi lo raccontiamo all'interno. Noi partiamo dai primi giorni di Caravaggio fino all'ultimo, e il fatto che poi su questa barca Caravaggio non c'è più. Lui parte con i suoi quadri, una felluca, i quadri tornano indietro, ma lui non torna, non è presente sulla barca e non torna con questa barca. E lì c'è il grande mistero. Un programma analogo si è concentrato sull'ultimo viaggio, appunto, l'ha chiamato così, l'ultimo viaggio di Caravaggio, ma anche lì ci sono delle cose che noi abbiamo scoperto, stiamo ancora valutando, addirittura le ricerche storiche ci hanno portato a pensare di fare un secondo appuntamento su Caravaggio, perché stanno arrivando anche dei documenti molto molto importanti che non dico che stanno ribaltando le nostre teorie, ma comunque stanno andando a rimpolpare la vera teoria della sua fine sostanzialmente. E quindi noi ci parleremo appunto, vedi, la questione è questa, che ogni puntata è strutturata in modo tale che si parte dall'inizio, partiamo dal dire chi è il personaggio, Sì. ne raccontiamo la storia, perché noi immaginiamo che non tutti sappiano chi sia Caravaggio, c'è chi lo sa, chi non lo sa, quindi pubblico vasto e ampio. Partiamo da quello per poi dipanare tutta la sua vita e concentrarci nei momenti cardini, nei momenti più importanti, per poi arrivare in questo caso all'ultimo giorno, al suo ultimo viaggio. Ed è un modo anche per far vedere un po' di storia, per raccontare un po' d'arte, perché poi facciamo vedere anche le sue opere massime. Insomma, raccontiamo il periodo in cui ha vissuto Caravaggio, parliamo del 600, quindi tutto il fermento che c'era a Roma, nel fermento positivo dal punto di vista culturale, negativo dal punto di vista delle rivoluzioni che c'erano all'interno della città. Noi raccontiamo un po' tutto, quindi è un modus per dare cultura, oltre che poi concentrarsi sulla storia, sull'accadimento, che in questo caso è appunto cosa è successo a Caravaggio in quest'ultimo viaggio. È confermata la struttura anche investigativa affidata a com'è la... Sì. Ci sono due co-conduttrici, nel caso dell'Hilton sono entrambe in video, perché noi tra l'altro ci facciamo aiutare molto dalla tecnologia, nel senso che come se fossimo in uno studio televisivo andiamo a recuperare, creiamo una marea di contenuti video. Abbiamo due co-conduttrici, una che si occupa della parte diciamo più storica, che ci racconta la parte più storica, e un'altra invece che va in loco, quindi è quella che è l'inviata sostanzialmente, che va in loco e va ad analizzare eventuali indizi che possano portare a decifrare meglio la storia. Quindi queste due inviate sono, ovviamente nel caso dell'Hilton non sono presenti fisicamente, ma ce n'è più di uno. Pensa che per ogni puntata ci sono circa 30-32 contenuti video, cioè una produzione infinita di video. Questa serie era nata, correggimi se sbaglio, per Trieste Estate, o no? No, questa serie non era nata per Trieste Estate, è nata col desiderio di parlare ecco, prima era in una forma molto più semplice, era intervista col passato, si rievocava dal passato un personaggio che all'inizio erano tutti quanti triestini, volevamo parlare appunto insomma, di quello che c'è a Trieste, della storia di Trieste, e quindi intervistare questo personaggio. Questo
dopo un po' ci ha limitato, perché per quanto possa essere interessante, sappiamo bene che cultura è cultura, è importante farla, ma bisogna fare anche una sorta di show, bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, perché fare cultura tenendo la gente incollata un'ora e un quarto, un'ora e 20, se non c'è qualcosa di davvero interessante come la televisione fa, che ha questi cambi di montaggio repentini, la gente si viene, ma non è così tanto attenta. Sì. E da lì poi la rivoluzione di appunto trasformare il format in questa sorta di crime old, perché giustamente sono personaggi importanti del tempo, e questa cosa ha cambiato notevolmente il format. Una volta preparata questa nuova versione, l'abbiamo sì presentata in un primo appuntamento all'Hilton, ha avuto grande successo, e poi Trieste Estate, grazie al contributo di Lino Marrazzo, ne ha viste le grandi potenzialità e quindi l'ha lanciata Trieste Estate, dove devo dire che abbiamo parlato in quell'occasione di Winkelmann e abbiamo avuto 3 sold out, eravamo... Vabbè, eravate poi anche al Winkelmann, Eravamo anche al Winkelmann. O al Sartorio? No, eravamo al Winkelmann. Sì, quindi giocavamo in casa. Quindi, sì. Mi incuriosisce una cosa, adesso non so se posso rivelare, ma insomma, per esempio, uno dei prossimi personaggi di cui vi occuperete è Marlowe, credo, non mi ricordo come si chiamasse, Christopher Philip Marlowe è l'investigatore, no? Sbagliato. Christopher Marlowe, che è un commediografo inglese, credo di pochi anni maggiore di Shakespeare, forse ne fu anche contemporaneo, per dire la verità, e mi incuriosisce perché uno dalle parti nostre è poco conosciuto, perché al limite cosa c'è? Solo Edoardo II di Marlowe che torna più spesso, forse c'è un Faust anche, credo. Sì, Faust, sì, più famoso, e però tutto sommato anche lui, come si dice, le caratteristiche della sua scomparsa sono abbastanza, anche lui era un personaggio irrequieto, diciamo irrequieto come poteva essere, cioè ha delle, come dire, delle assonanze con Caravaggio. Sì, dal punto di vista caratteriale sicuramente era un personaggio irrequieto come era Caravaggio. La storia è ben diversa, perché lì, non voglio sempre svelare, ma è una situazione dove si parla di spionaggio per la regina, contro la regina. Ecco, diciamo che nel suo ultimo giorno lui si è incontrato con dei personaggi in un pranzo lunghissimo, perché questo pranzo è durato circa 8 ore, e poi non è più uscito da quella stanza dove hanno pranzato queste persone. La storia è estremamente complessa. Guarda, non voglio neanche accennarla perché entreremo a fare basterebbero 2 ore, non basterebbero 2 ore. Però anche lì è un personaggio interessante perché abbiamo così l'opportunità di raccontare tutto il periodo storico e tutto quello che riguarda i complotti che c'erano dietro e pro regina, contro regina. Quello era un periodo e un luogo dove tu uscivi di casa la mattina e non eri certo di tornare a casa la sera, insomma, perché è molto affascinante come periodo, insomma. E ci siamo però resi conto di una cosa che ti posso accennare così, che comunque ci sono delle grandissime affinità tra Marlowe e il nostro amicissimo, conosciutissimo Shakespeare, perché teorie che noi abbiamo considerato, a me fa sorridere perché ancora oggi troviamo, e anche se voi non la vedete a casa, qui c'è mia moglie che è la ricercatrice storica, ogni giorno mi dice cose nuove, mi racconta cose nuove che lei ha letto, sta leggendo, sta raccogliendo. Da quando sostanzialmente è morto Marlowe, Shakespeare, che prima non era nessuno, ha cominciato a scrivere in modo similare a Marlowe ed è diventato un grande commediografo. Teorie dicono che è lui travestito in altra veste, quindi è un Marlowe che diventa Shakespeare. Ci stiamo lavorando, anche lì ci sono una marea di teorie, anche lì si parla di complotti, storia, documenti che stanno arrivando, ne parleremo. Anche perché tutte queste teorie su Shakespeare, alcune sostengono che non è
possibile che una sola persona avesse scritto tutti quei capolavori, altri sostengono che fosse un italiano. C'è anche questa teoria, sì, appunto, c'è anche questa. dalla Sicilia, quindi sì, abbiamo... è molto, vabbè, posto che quello è un film peraltro divertente, fatto bene, eccetera, però come si chiama, Shakespeare in Love, anche lì appare, credo che lo interpreti, adesso non mi ricordo, Rupert Everett interpreta Marlowe, ed è un personaggio molto positivo, per dire la verità, un amico di Shakespeare, eccetera. Però, insomma, tutto ci autorizza Sì. ad immaginare qua. Ci sono anche attori, devo dire la verità, attori shakespeariani preeminenti che appunto sostengono che Shakespeare non fosse, alcuni sostengono che fosse addirittura un collettivo tipo un collettivo di che ci fossero degli... c'è la qualunque, e infatti proprio partendo dalla puntata di Marlowe potrebbe diventare appunto il nuovo Shakespeare, la puntata successiva a Marlowe sarà quella di Shakespeare, quindi andiamo a collegarci. Però Shakespeare è morto tranquillo, insomma, si dice. Adesso, cioè, nel senso, sì, parleremo di altro, di come è diventato Shakespeare, eccetera. Quello magari allora quando sarà per presentarla torna e parliamo solo di Shakespeare, insomma, perché così. Quindi nel frattempo anch'io un po' vedo quelle che sono le nuove teorie, eccetera. Va bene. Avete già in mente anche altri personaggi, tenendo conto appunto che si tratta di un lavoro piuttosto importante, insomma, non è che mi chiedevo quello più vicino a noi quale potrebbe essere, da un punto di vista, diciamo, come dire, anagrafico, ecco, insomma. Allora, noi ci siamo fermati ai primi del Novecento, tra l'altro ne abbiamo già parlato abbondantemente, se ti ricordi, con lo Squartatore di Trieste, con la puntata su Lucien Fabry. Quello è stato il caso più vicino ai giorni nostri. Stiamo cercando di considerare tutto il prima del Novecento, tutto il prima. Okay. Una delle puntate che abbiamo messo in programma, ma perché voglio dire, oltre a essere noi napoletani siamo felici di tornare a casa, perché si parla di Dracula, e a Napoli c'è la tomba di Dracula, e quindi andremo a fare appunto un sopralluogo. Sì, questa è una cosa interessante, che hanno scoperto una stele perché sua figlia avrebbe sposato, la figlia di Dracula è venuta a 7 anni a Napoli, poi si è sposata con del principe Vlad. Sì, okay. il vampiro, sì. l'impalatore, così dicono, e quindi la figlia sarebbe arrivata a Napoli, aveva sposato adesso un signorotto, e ha fatto venire il padre, quindi dalla Romania, l'ha fatta venire a Napoli e l'ha seppellito in questa... Siamo sicuri che l'abbia seppellito, cioè non è che appunto... Non sappiamo se ogni tanto esce di notte, sì, questo non lo so, lo scopriremo, ma lo verificheremo. Quindi, ma poi vabbè, no, mi immagino Dracula a Napoli, deve essere una roba... divertentissima. Sì. Secondo me ha cambiato dieta, adesso mangerà pizze e arancini. Sì, non credo proprio che... O berrà salsa di pomodoro probabilmente. Certo. San Marzano. Quindi stiamo valutando quest'altra storia. No, sono tanti i personaggi di cui vorremmo trattare, per poi arrivare pian piano a quelli un po' più vicini a noi. Scusa se ti interrompo, e potrebbe anche essere, adesso non voglio fare delle analisi, però potrebbe anche darsi che forse in questo tipo di, o quantomeno per il momento, questo tipo di personaggio affascina. Forse più vicino a noi affascinerebbe meno. Sto pensando tipo Kennedy, che sì, lì anche là c'è da raccontare da Castro a Frank Sinatra, tutti quanti. Però voglio dire, certamente ha più fascino una ricerca su Marlowe, ma ancorché meno conosciuto, che non su appunto Kennedy o altro, insomma, poi dopo. La questione è semplice: più sono indietro nel tempo, di sicuro l'handicap è riuscire a trovare poi la documentazione certo, che ci aiuti poi a ricostruire la storia.
questo è l'unico handicap, però il punto di vantaggio è proprio questo, che si può lavorare già molto con la fantasia, anche perché poi tra l'altro all'interno dello spettacolo, quindi dello show, arriverà a un certo punto un personaggio che non è il personaggio di cui andremo a parlare, perché non verrà Caravaggio come non è venuto Winkelmann, ma vengono testimoni oculari, quindi c'è anche la parte attoriale, quindi c'è anche la parte di spettacolare. Verranno questi personaggi, questi attori che andranno a interpretare questi testimoni oculari del tempo. Lì la questione è più sei indietro nel tempo, più si può giocare con la fantasia e la macchina teatrale diventa più funzionale. Nel momento in cui, come dici tu, ci avviciniamo alla contemporaneità, è chiaro che lì non hai la magia teatrale, perché i personaggi sono quelli. E poi devo dire la verità, personaggi come Kennedy sono personaggi che penso andare a toccare, come anche un ipotetico Pasolini che abbiamo messo in cantiere, sì. sono personaggi complessi, perché ancora ad oggi ci sono delle persone che non vogliono che si sappia la verità, quindi lì poi diventa, non so, anche un pericolo personale, no? Ti vengono a cercare. No, beh, però insomma diventa già più complesso. Di sicuro avvicinarci ai giorni nostri ci aiuterebbe, perché molte scuole ci hanno chiesto di intervenire, perché hanno visto che è un modo utile, dinamico per far storia, per far conoscere cose. Sì. Sicuramente dico che faremo una puntata su Hitler, perché Hitler si studia come seconda guerra mondiale, quindi fa parte della storia, della nostra storia che conosciamo, ed è interessante perché molto probabilmente lo porteremo nelle scuole. E anche lì ci sono dei misteri, per quando Una marea di misteri sul fatto che lui sia stato vivo, abbia vissuto fino a 90 anni in Argentina o comunque in Sud America, sì, insomma, in quei posti, c'è di tutto, di tutto e di più. Anche perché oggettivamente non ci sono testimonianze sul cadavere, no? Perché mi pare che sia stato bruciato immediatamente dopo il suicidio, e quindi non è stato possibile il confronto, non hanno fatto nessun tipo di analisi di niente. Dobbiamo però rendere omaggio anche al lavoro di tua moglie, insomma, perché... Santa moglie. No, guarda, lei è bravissima, perché lei lo fa con grande amore e con santa pazienza. Quello che vorrei che la gente capisse è che tante volte, siccome siamo costretti a ripetere anche le puntate, perché abbiamo bisogno di altro tempo per produrne delle nuove, è un lavoro immane. È un lavoro immane, perché questo è un lavoro dove soltanto le ricerche storiche ci prendono quei 30-40 giorni, poi c'è tutta la produzione del testo, e quindi la drammaturgia, poi c'è tutta la produzione dei contenuti anche video, del contributo video. i contenuti video vengono fatti come in televisione, quindi sopralluoghi, devi andare sul luogo, insomma c'è un lavorone che ha un costo di tempo e ha anche un costo, e dobbiamo ringraziare anche il CR Trieste che in questo ultimo anno ci ha dato un piccolo contributo che ci ha permesso di respirare un po', perché poi la cultura va sostenuta. Noi non siamo una grande produzione teatrale o spettacolare, stiamo crescendo in tal senso come Unioni Arti Performative, siamo un'azienda che produce, ci stiamo chiaramente ogni anno implementiamo, ma siamo sempre partiti da zero. Adesso siamo a 6, ci vorrà qualche anno per farci arrivare ad essere una produzione con tutti i criteri e i crismi. E quindi adesso, già che ci siamo, non occorre nemmeno che prenda appunti, parliamo anche dell'Unione Arti Performative, che è nata quanto tempo? Un paio d'anni fa? No. Allora, Unioni Arti Performative ha una storia lunga, è nata nel 2014, 2014 ed è nata nel Lazio, perché lì all'epoca c'era l'interesse di fare una sorta di festival del cinema sul mondo del paranormale, anche quello è rimasto in cantiere perché ha avuto grande successo, e poi si è spostata in Campania, dove ha fatto delle cose importanti. C'è uno spettacolo che tra l'altro è stato lo spettacolo che mi ha fatto conoscere mia moglie, e da lì ci siamo innamorati perché l'abbiamo fatto insieme, si chiama Le acque della Reggia. Lei aveva scritto un testo spiegando come è stato realizzato l'acquedotto Carolino,
quindi le fontane della Reggia di Caserta, e c'è stato poi un sostegno da parte del Ministero importante, e non so quante migliaia di persone siamo riusciti a portare alla Reggia di Caserta, tantissime, e quindi abbiamo cominciato a fare degli eventi sempre più grandi, sempre in ambito storico, sempre di grande successo, non lo dico io, lo dicono gli altri, speriamo di continuare così. Adesso avete anche in mente qualche iniziativa a parte questa, no? Mi pare. Sì, come associazione noi ci occupiamo di due settori sostanzialmente differenti, sia nella parte produttiva, ci occupiamo appunto della produzione di spettacoli, format culturali come questo, abbiamo prodotto anche l'anno scorso un docu concerto su Pino Daniele, sì, che anche quello è stato un grande successo, quindi ci occupiamo di produzione spettacolare, di prodotti di prosa, ma di prodotti anche musicali. Dall'altra parte ci occupiamo anche di formazione. Io sono un attore in primis, che lavora al cinema e in televisione, di conseguenza ho avuto questa idea di portare qui a Trieste registi o casting director, che sono quelli che poi si occupano di far fare i provini, abbiamo già parlato di questo, che vengono qui a incontrare le nuove realtà triestine, i giovani che si vogliono approcciare a questo mondo, per dargli delle opportunità lavorative. Ultima cosa che è successa con grande piacere è che in uno degli ultimi appuntamenti è venuto qui a Trieste il regista di Libera, la famosa serie che è andata in onda su Rai 1, e è venuto perché ha intenzione, è in programmazione tra febbraio e marzo che verranno a girare a Trieste la seconda stagione, e quindi siamo amici, l'ho fatto venire su e ha visto tutta una serie di attori non soltanto di Trieste, addirittura sono venuti dal Veneto, dal Trentino Alto Adige. Sì, perché poi dopo logicamente attira... Sì, diciamo siamo andati a raccogliere da un bel bacino. E questi attori sono stati tutti quanti visionati, e vi posso garantire che 3/4 di loro entreranno a far parte della nuova serie che verrà girata qui a Trieste. Quindi è un modo per far conoscere a queste realtà di Roma che non c'è soltanto Roma a fare cinema, ci siamo anche noi, loro vengono qui, conoscono gli attori del territorio, sono contenti, e poi questi attori hanno un'opportunità. E io sono contento di dare opportunità. Oltretutto poi noi in parallelo a questo abbiamo creato una piccola scuola di recitazione prettamente cinematografica, che non ha niente a che vedere con il teatro, dove appunto c'è un modus operandi diverso, dove insegniamo, ci sono 5 docenti, dove insegniamo la recitazione cinematografica e implementiamo con questi workshop di persone che vengono da Roma, appunto registi, casting director, durante l'anno. Il corso è cominciato a novembre, finirà a giugno, è un corso però sempre aperto, perché è una sorta di palestra, quindi se uno volesse venire a fare cinema domani, viene domani, si iscrive e può cominciare il suo percorso. Prima di dare i ragguagli, come diceva Mike Bongiorno, per l'appuntamento di venerdì prossimo, c'è solo una cosa che volevo chiederti. Come si può fare a interessare non tanto al lavoro nel cinema, perché mi rendo conto che questo poi è un altro discorso, ma per esempio, secondo te, se dovessi prendere un ragazzino delle medie e tenendo conto di tutto ciò che c'è a disposizione e fargli capire che cos'è il cinema e tutto quello che gravita attorno al mondo del cinema, da dove cominceresti? Tu parli di fargli capire che cos'è il cinema e la sua storia, il suo valore, o più che altro che cosa, mettiamola così, come utilizzare il cinema non soltanto come luogo o come prodotto di divertimento, ma anche come luogo e come prodotto di consapevolezza culturale. Magari forse per quelli delle medie un pochettino troppo presto, ma insomma diciamo tipo verso 14-15 anni. Ma i ragazzi di oggi, quelli di 14-15 anni, sono ragazzi estremamente svegli che a quanto pare conoscono già abbastanza bene quel mondo.
Sono un po' deviati dalla questione dei social perché purtroppo ognuno di loro possiede un telefonino e pensano che il mondo sia in quel telefonino. Riuscire invece a prenderli dicendo che il mondo non è nel telefonino, ma il mondo è probabilmente quello che si vive tutti i giorni, e in questo mondo c'è anche il cinema, perché si può entrare anche in un altro tipo di schermo che non è quello del telefonino. Non è cosa difficile, perché oggi i ragazzi sono molto reattivi. Quindi nel momento in cui tu li prendi, gli spieghi questa sottile differenza e li incuriosisci. Tra l'altro il nostro corso apre la possibilità di imparare la recitazione ai ragazzi dai 14 ai 25, che sono la fascia che interessa di più dal punto di vista dal quale mi hai fatto questa domanda, perché sono quelli più malleabili e più gestibili, e sono quelli che possono essere più influenzati positivamente. Hanno tanti input, noi gliene diamo un ulteriore e riusciamo forse a incanalarli nella strada giusta, quindi quello sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento di venerdì prossimo, poi ci vedremo anche in un pre-TG proprio a ridosso comunque insomma, intanto prendete nota, 23 di gennaio, venerdì prossimo, Caravaggio all'Hilton alle ore 18, sì. Bisogna prenotare, come funziona da questo punto di vista? C'è un numero di telefono che non so se si può vedere, c'è in sovraimpressione, un numero di telefono, oppure prenotazione molto semplice tramite WhatsApp, mandate un messaggino e vi risponderanno, oppure per chi vuole mandare un'email, l'email è wap@wap20.it. Il costo chiaramente, perché noi veniamo ospitati, è il costo di 20 euro, lo spettacolo dura circa un'ora e mezza. Quindi c'è un calice di benvenuto, ci sono degli snack, perché siamo comunque alla fine siamo al Berlan Bar, sì, che è una location meravigliosa, quindi chi vuole venire si gode la location, si fa l'aperitivo e si gode lo spettacolo. Grazie ad Antonio Veneziano per essere con noi, per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro anche alla signora. Grazie. Che nome ha? Come si chiama? Roberta. Ok, quindi buon lavoro a tutti e due. Grazie. E adesso andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Manuel Tomadine e parleremo di organi. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come abbiamo annunciato siamo in compagnia di Manuel Tomadine, maestro organista. Qual è l'esatta definizione? Organista? Ma diciamo organista, dai, forse in Germania potrebbero parlare di cantor, ma organista, dai. Organista, sì. Che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Allora, l'argomento di cui tratteremo è organi in Europa, quindi parleremo anche di questo strumento, che è uno strumento di quelli più affascinanti per certi aspetti, molto complesso, che logicamente per chi non frequenta lo strumento può sembrare come dire, un pianoforte un po' più complicato, insomma, sì, magari, che per certi aspetti può pure essere vero. Però in realtà partiamo da questo punto di vista proprio, cioè qual è intanto il rapporto fra organo e pianoforte? C'è una tastiera. Allora, parliamo sempre di tastiere, di tasti. Nel caso dell'organo parliamo anche di un pedale, diciamo di una grande tastiera che viene suonata con le gambe, con i piedi. E parliamo di più tastiere. Allora, ovviamente l'organo ha una storia lunghissima, veramente lunghissima. E oggi parliamo magari dell'organo più grande esistente al mondo, nell'auditorium di Atlantic City in America, e abbiamo ben 7 tastiere. 7 tastiere? Sì, è una console che è gigantesca con, credo, 250 registri o poco più. Ma ce la fa una sola persona ad esibirsi? Sì, poi ci sono le combinazioni, insomma ci sono degli stratagemmi un po' elettronici che aiutano l'organista. Però diciamo 7 tastiere, parliamo però già di 4 tastiere già nel 1600. Se andiamo ad Amburgo, diciamo la Germania del Nord, parliamo già di strumenti che nella metà del 1600 avevano addirittura 4 tastiere e un canneggio, cioè delle canne di 32 piedi, cioè significa che la canna più grande, la più lunga, messa in facciata di solito, ha 6 metri, 7 metri di altezza.
È qualcosa di veramente incredibile se pensiamo come potessero, perché ha un certo peso, Beh sì, certo. quindi come potessero portarla su in altezza nel 1600, insomma, è davvero incredibile. E questa è un po' la tradizione tedesca, diciamo tedesca, mettiamola insieme anche con quella olandese. E la nostra tradizione italiana è un po' diversa. Noi, la nostra tradizione italiana, la nostra tradizione, diciamo, cattolica italiana, ha una tradizione che utilizzava gli strumenti non per accompagnare la gente, quindi non per un canto liturgico, ma per suonare da sola. Ecco che quindi abbiamo degli strumenti che non si sono sviluppati in grandezza, di solito è una tastiera, massimo due, ma sono strumenti sviluppati in arte e soprattutto in qualità. Non so, faccio un esempio, Valvasone. Qui in Friuli abbiamo l'organo di Valvasone, che è un organo di Vincenzo Colombi, l'unico organo rinascimentale veneto superstite, ed è 1532. È uno strumento che conosco molto bene perché lì io sono il presidente dell'Associazione dei Concerti e ogni anno a settembre-ottobre abbiamo un festival internazionale che ospita grandissimi organisti da tutto il mondo. L'altro anno abbiamo avuto anche Tom Kopman. Ma ecco, questa è una cosa che chiedo subito perché mi incuriosisce. Un organista, cioè, allora, mettiamo, un violinista si porta lo strumento a casa, poi dopo prova a casa, eccetera. Un pianista è immaginabile che abbia anche il piano a casa, eccetera. Adesso è inutile che nomini tutti quanti gli strumenti del... L'organista a casa come si esercita? Allora, vabbè, il più fortunato di tutti è il direttore d'orchestra che ha solo la bacchetta, no? Ovviamente. Allora la domanda è molto interessante, molto anche difficile. Allora, nessuno strumento può assolutamente sostituire l'organo vero che troviamo in chiesa. Tuttavia, se non si può andare ogni giorno in chiesa, ci sono degli organi elettronici, cioè significa degli organi campionati. Chi è più fortunato può avere anche un organo vero a casa, ma non molto grande. Dipende se uno è padrone di un castello. Insomma. Sì, dovrebbe costruire la casa attorno all'organo probabilmente. Sì, esattamente. Però, ripeto, un organo vero non può sostituire un organo elettronico, e anche perché non è una questione solo proprio di tastiera, di tasti, di sonorità, ma anche di ambiente. Io dico sempre, noi cerchiamo di dobbiamo abbinare il ruolo dell'organo, che è un ruolo abbinato al suo ruolo all'interno di una liturgia, di una chiesa, e quindi un organo, secondo me, senza una liturgia non può esistere. Ecco perché quando io vado a studiare una sonata per organo, mi metto poi nei panni di essere all'interno di una circostanza, di una certa idea mistica, insomma, che solo la Chiesa può avere. Però è vero che nell'immaginario, come dire, il secondo aspetto, diciamo così, dell'organo come strumento che si ha nell'immaginario collettivo, parla di strumenti di grande arte, cioè non solo funzionali, ma anche proprio belli da vedere, cioè un violino, adesso per l'amor di Dio, un violino, quello è, no? È così, anche andiamo a fare tutto, un fagotto, quello è. L'organo invece è anche altro, cioè si rimane delle volte, quando si ha la possibilità di vederli, è in funzione, ma anche soltanto di vederli, si rimane a bocca aperta. Allora, in realtà esiste più di uno, c'è un violino di Guarneri che è tutto completamente elaborato esteticamente, ha tutto un disegno fatto dall'epoca, e come esistono anche per esempio dei flauti in avorio, e anche quelli sono lavorati, sono colorati, quindi diciamo che tutti gli strumenti, anche per esempio il clavicembalo, io a casa ho un clavicembalo bellissimo, è una copia del 1690 e ha un bellissimo affresco sulla tavola armonica. E quando parliamo di barocco, 1600-1700, tutto doveva essere bello da vedere, tutto elaborato. E diciamo così, la parte artistica, questa potrebbe essere una domanda che potrebbe suonare anche
inutile, però insomma la faccio ugualmente. La parte artistica non incide sulla resa dello strumento, cioè adesso mi viene in mente, cioè non lo carica, non lo alleggerisce troppo, eccetera. Allora no, diciamo una cosa è la parte strumentale, la parte diciamo audio, Sì. e una cosa è la parte architettonica. E vi faccio sempre l'esempio di Valvasone, dove abbiamo un apparato pittorico che è nient'altro che del Pordenone, addirittura del Pomponio Amalteo. Insomma, sì. Sì, e poi c'è appunto una parte musicale che è del Vincenzo Colombi. I due convivono assieme e certamente quando si sente della musica fatta bene, della buona musica con uno strumento eccezionale che è contornato da un ambiente architettonico incredibile, tutto diciamo ci attraversa, quindi è ovviamente un organo che è bello da vedere, colpisce e viene ricordato anche quando non suona. Gli organi invece più moderni, quelli che vengono costruiti più di recente, quali caratteristiche, come dire, virgolette architettoniche, non mi viene in mente un termine migliore, quali caratteristiche architettoniche hanno? Cioè? Allora, gli strumenti che vengono costruiti adesso, che spesso vengono chiamati alle volte eclettici, cioè quando vengono costruiti in maniera da poter accontentare il gusto di tutti, e sono degli strumenti che vanno posti alle volte in delle chiese antiche, ma alle volte nelle chiese più moderne. Mm-hmm. Vi faccio un esempio: a San Silvestro, a Trieste, dove c'è la sede della comunità elvetica, lì abbiamo uno strumento che prima era diciamo tedesco, di Rieger, e poi è stato attraversato da un processo insomma di restauro eccetera, e oggi è diventato uno strumento di Rieger e Zanin. Infatti la ditta Zanin lo ha diciamo restaurato, ingrandito eccetera, e collocato lì negli anni 90. E tra l'altro ricordo che a San Silvestro a novembre abbiamo sempre 2 rassegne molto importanti anche lì d'organo, sia l'ottobre musicale organistico, ma anche da poco con l'idea di Enzo, e abbiamo questi duetti. Enzo Semeraro. Sì, Enzo Semeraro, esatto, sì. E niente, nel caso di San Silvestro abbiamo uno strumento che visivamente adesso è barocco e ben si inserisce in un ambiente che è romanico. Ho capito. Sì, quindi alle volte magari la chiesa è gotica e troviamo degli strumenti che sono fortemente moderni, e quando parlo di fortemente moderni parlo anche addirittura con le canne rivoltate al contrario o con le canne messe in una certa posizione, proprio modernismo diciamo, non c'è limite. Poi dopo immagino anche che c'è anche appunto una questione di funzionalità dello strumento che come dire poi mette d'accordo tutti, sì, ecco, sì, insomma, sì. Perché alla fine quello è. C'è questo è un particolare un po' ridicolo, sì. Io sono influenzato quando sento parlare di organisti eccetera. C'è un film che è La Pantera Rosa sfida l'ispettore Clouseau, dove l'ispettore capo Dreyfus impazzisce e si mette a suonare un organo con una foga. Anche nel Fantasma dell'Opera per certi aspetti il protagonista ad un certo punto suona l'organo eccetera. Perché c'è questa come dire iconografia dell'organista un po' strano, un po'... Beh, allora mettiamo anche 20.000 leghe sotto i mari. Bravo, giusto, dentro. È vero. Allora lì facciamo un altro discorso. Prima dicevamo che diciamo in Italia l'organo noi lo mettiamo vicino alla chiesa, all'ambiente diciamo sacro. Invece all'estero non è così, non sempre. Infatti troviamo molte sale da concerto, anzi per dire la verità, quasi tutte, che hanno un organo da sala da concerto. Ecco che quindi sono degli strumenti non più liturgici, ma diventano sinfonici. E abbiamo molti compositori che hanno scritto musica per orchestra e organo, tanto per citarne una. La terza sinfonia di Saint-Saëns all'organo. Ma andando oltre la musica classica, molte colonne sonore di film
molto famosi. Perché questo è territorio... Sì, hanno l'organo dentro. Capito? E anche tra quelli famosi dello spazio, ma anche, come dicevamo poco fa, 20.000 leghe sotto i mari, c'è la scena in cui c'è il Capitan Nemo. Io ricordo, adesso che mi ricordo, c'è quando trasmettevano dall'auditorium della RAI di Napoli senza rete, c'era, si vedeva, parte proprio della scenografia era rappresentata dalle canne di questo organo ed era una roba a vederla effettivamente meravigliosa. Sì, ce n'è uno all'auditorium della RAI di Napoli e uno a Torino. Gli strumenti ci sono ancora, ma la storia è lunga da raccontare, sono diciamo dimenticati al momento. È un peccato però. Sì, ma ci sono. Ripeto, a vederlo era una cosa veramente che colpiva molto. C'è una cosa che volevo chiedere, e qualche anno fa, credo proprio a Trieste in diretta, adesso non vorrei fare gaffe, ma era stato presentato un progetto di campionatura dei suoni degli organi, cioè a dire, logicamente tra gli addetti ai lavori si sa che poi ogni organo penso abbia un suono suo, non un suono particolare. E quindi l'idea era quella di campionare e eventualmente poi di mettere a disposizione il suono di quello. È proseguito e poi anche per certi aspetti ha senso? Sì, allora vabbè, non posso fare pubblicità ovviamente per ragioni ovvie, però c'è un sistema che ormai va in uso ormai da 10 anni grosso modo. Sì, quel periodo più o meno era quello. In cui gli organi non vengono più campionati, ma addirittura registrati. Cioè viene un tecnico e canna per canna, suono per suono, registro per registro, passa 3-4 notti e fa una registrazione di tutto. E alla fine ottiene un sistema elettronico che viene appunto messo vicino a un organo elettronico, in cui si ottiene una sonorità che non è più campionata, ma è addirittura reale. Allora io posso a casa mia suonarmi l'organo di Berlino, posso suonarmi l'organo di Atlantic City, eccetera. E posso veramente, se ho un buon impianto di casse, di cuffie, godermi di una veramente sonorità esattamente come l'originale. E questo è un procedimento che mi pare di capire era ancora, virgolette, artigianale quantomeno all'inizio, cioè si andava, come dice, canna per canna, strumento per strumento Sì, però a mio avviso, allora, ha degli aspetti molto molto positivi perché, soprattutto dal punto di vista, per esempio, didattico, ci sono degli organi bellissimi in Francia e se proprio non si ha l'occasione di andarci a Parigi è difficile da sentirli. Allora con questo sistema io posso veramente poter godere, capire come funziona la sonorità. Però com'è il discorso che si faceva prima, cioè che un organo elettronico non potrà mai sostituire quello vero, e questo è il discorso. Poi soprattutto pensiamo sempre a questa cosa. Vi faccio pubblicità. Da poco c'è stata una diciamo, scoperta importantissima. Sapevamo che l'organo più antico del mondo era Bologna San Petronio, fine 1400, 1475, o anche a Sion in Svizzera, anche quello fine 1400. Da poco è stato scoperto a Betlemme l'organo più antico del mondo e si parla di 1000 anni. Cioè si parla di uno strumento che ha suonato per i Templari, cioè ci immaginiamo. E hanno scoperto in un magazzino le canne originali. Sì, allora dovete pensare, 1000 anni. Un organo elettronico ha vita 20 anni. Quindi... già questo la dice lunga. Ma io ricordo che la mia generazione, quando io ero bambino, eccetera, io non l'ho mai... Ma per esempio mio cugino, che poi dopo ha studiato anche al Tartini violino, io mi ricordo che la mia generazione... uno dei regali più ambiti che si poteva ricevere era l'organo Bontempi, che tutti quanti dicevano che in realtà era, e da lì probabilmente uno incominciava a capire, che so, forse logicamente si chiamava organo, ma poteva chiamarsi anche poltrona, insomma, però è curioso, no? che ci sia
questo collegamento anche, non so poi se è continuata, non credo, perché francamente nelle case dei miei amici non ho mai visto bambini no, con diciamo queste io cose, però forse sono nato nella coda dell'organo Bontempi, però l'ho suonato e mi ricordo che comunque aveva un sistema ad aria. Quindi mi ricordo che quando si accendeva partiva una specie di ventola, faceva un rumore continuo e quindi c'erano delle ance metalliche tipo armonium, quindi tutto sommato era un organo, uno strumento vero, tutto sì, sommato, ho insomma, capito, sì. non era Sì. non era uno succedaneo, Sì, sì, sì. ecco, insomma. E se posso chiedere, Sì. quando ha deciso che l'organo sarebbe stato il suo strumento? Allora, non c'è mai, diciamo, una data precisa, Sì. no? È difficile, è un po' anche la vita che ci porta in determinati percorsi. Quello che è sicuro è che ho cantato per tanti anni in un coro e quindi mi affascinava, insomma, questo strumento e quindi partendo dal pianoforte il passo è stato breve, insomma, quindi passare dalla panca del pianoforte alla panca dell'organo, anche e soprattutto grazie a mio cugino di Gorizia che mi portava a visitare l'organo di Sant'Ignazio a Gorizia, che sarebbe l'organo della famiglia Zanin più grande che hanno mai costruito. Ed ero affascinato, cioè 3 tastiere, era pieno di registri, tutti colorati, e insomma si rimane in qualche maniera folgorati da questa cosa qui a una certa epoca e quindi insomma il passo è stato breve. Pian piano, insomma. Sì, e poi l'organo ha un mondo enorme, ha una storia, appunto si parlava di 1000 anni fa, ma in realtà parliamo, come si diceva altre volte, dell'antico Egitto, no? Sa che ci sono degli esempi, insomma, nelle piramidi di alcuni di organi proprio dell'antico Egitto. I cinesi non c'entrano niente, Non questo ancora, strano, non ma ancora. verrà fuori che probabilmente Sì. li avranno inventato loro, Non perché ancora. qui c'è Sì, tutto sì. quanto. Sì, la domanda ha già risposto, ma la pongo ugualmente. È davvero il pianoforte lo strumento più simile All'organo? all'organo? È difficile la domanda. Diciamo, se parliamo di musica barocca antica, l'organo lo possiamo mettere più vicino al clavicembalo. Ok? Se parliamo di musica romantica, sì, è vicino al pianoforte, perché la musica romantica per organo non è nient'altro che musica scritta con stilemi pianistici con il pedale in più. I pedali a che cosa servono? Proprio se detta così, le chiedo persino Sì. scusa per la domanda, Sì, ma sì. insomma. Diciamo, a paroloni, il pedale fa grosso modo le note più gravi, fa il fondamento, la base, non posso dire l'accompagnamento, insomma, diciamo, però la base. Poi dipende, a volte può anche cantare anche lui, può fare anche lui delle melodie, però di base è quello che ha le note più grandi, le canne più grandi, le note più gravi, questa è la sua funzione, insomma, ed è quello che poi alla fine nella chiesa riempie questo grande spazio e nel caso dell'accompagnamento del canto, appunto, diciamo che crea una certa base per il canto, insomma, senza pedale non è organo, insomma. Sì. E quando per esempio voi vi sedete su uno strumento, eccetera, capite da che cosa capite che vi troverete bene con quello? Perché qui si ripropone il problema appunto che anche nei concerti, Sì. eccetera, voi non suonate con uno strumento che nella maggior parte dei casi non conoscete No. o che frequentate, ma No. non con frequenza. Sì. Chiedo scusa per il gioco di parole. Da che cosa si capisce che, con questo andrò d'accordo? Allora, ogni strumento veramente è uno diverso dall'altro. Io sono l'organista titolare della Chiesa Luterana a Trieste ormai da 20 anni. Quelli della Pamphili? Sì, lì noi abbiamo uno strumento tedesco, Steinmeier 1874, che tra l'altro per la storia di Trieste è molto interessante, perché è stato il primo organo dove si suonava la musica di Bach a Trieste. C'è tutta una storia di contorno di Julius Kugi, che era organista appunto in chiesa, ed è stato il primo a portare la musica di Bach a Trieste, insomma. E lì il mio strumento è piuttosto scomodo, diciamo, anche
la misura, il fatto che c'è poco spazio, eccetera. E dipende, alle volte sono più comodi, meno comodi, sono diversi, i tasti più larghi, più stretti. Poi è importante più la pesanti. comodità anche, mi pare Sì, di capire, sì, certo, perché avendo a disposizione sì. tutta quella Nella roba. costruzione di organi moderni viene tenuto conto, ovviamente, deve essere come un'auto, diciamo, ergonomico il più possibile. Sì. E gli organi antichi no, diciamo, spesso sono pesanti, anche pesanti, rumorosi, specialmente quando si va in Germania, insomma, negli organi, quelli che noi chiamiamo bacchiani, insomma, dell'epoca di Bach. Qual è forse lo ha già detto, ma giova ripeterlo anche perché andiamo verso la chiusura, l'organo più bello proprio, anche dal punto di vista della soddisfazione che può aver dato suonandolo, qual è? Allora, ce n'è più di uno. Allora, uno, diciamo, da segnalare sicuramente, e tra l'altro sono molto contento di questo perché quest'estate, a luglio, sarò docente alla masterclass d'organo ad Haarlem in Olanda. Ah, in Olanda, ok. Sì, ad Haarlem in Olanda c'è una accademia d'organo che ha più di 70 anni e hanno un organo che è gigantesco, enorme, bellissimo, ed è un organo che è stato suonato da Mozart quando era bambino ed è stato suonato anche da Handel. E questo sicuramente in termini di bellezza visiva è tra i 10 più belli del mondo. Questo sicuramente. Ma mette anche i brividi, penso, ad operare uno strumento. Ma poi è altissimo, veramente non si può credere. E si trova dove? In una chiesa? In chiesa, sì, nella chiesa principale del paese, diciamo, okay. Haarlem. Allora, io ringrazio davvero Manuel Tomadin per essere stato il nostro ospite, anche per aver accettato le mie domande che molto spesso sono frutto esclusivamente della mia curiosità, ma insomma penso poi delle volte anche di interpretare la curiosità di quelli che ci vedono e che ci ascoltano. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Salutiamo anche Enzo Semeraro che manda sempre ospiti molto, molto interessanti. Noi ci vediamo domani è venerdì e ancora una volta parleremo di cultura e di spettacolo. Tra l'altro faremo vedere un libro, non mi ricordo il titolo, è un libro di disegni dove alcuni film molto importanti della storia del cinema vengono, virgolette, ambientati a Trieste, ed è un libro veramente molto, molto divertente. Ci vediamo domani, buona serata a tutti, arrivederci.